Presidente, allora è andata bene 3-1 contro un Trebasele roccioso, arcigno, fastidioso, però alla fine Treviso continua questo bel percorso in Coppa. Insomma, diciamo che la partita è stata difficile all'inizio, poi anche perché loro sono andati in vantaggio, poi abbiamo reagito immediatamente ed era quello che avevo chiesto ai nostri ragazzi, anche se andiamo sotto di aver carattere perché siamo la squadra sicuramente più forte, abbiamo reagito immediatamente e grazie poi anche a un'espulsione su di loro meritata, peraltro abbiamo dilagato il secondo tempo e dopo ci siamo un po' divertiti. Sì, appunto, al di là comunque dell'espulsione, il Treviso ha sempre fatto la partita. Sì, non abbiamo mai avuto, credo che non abbiamo mai avuto problemi di fermare l'attacco su di loro, anche perché di fatto hanno trovato un tiro in porta e hanno segnato, e penso che il ragazzo che ha segnato, di cui non mi ricordo il nome, ha trovato esattamente il gol della vita. E adesso questa vittoria può diciamo ridare fiducia, un po' di tranquillità intorno alla squadra che comunque ha sempre fatto la sua prestazione, però magari ha scontentato un pochino i palati fini del capoluogo. Io l'unica cosa che ho detto dopo la vittoria ai ragazzi in spogliatoio, gli ho detto di non avere l'entusiasmo quello che abbiamo avuto anche dopo aver fatto la partita con la Miranese, che ci siamo esaltati, e a Uderzo abbiamo avuto la giusta punizione per essere troppo forse esaltati, e gli ho detto di abbassare immediatamente le ali, pensare a domenica e con la stessa umiltà che abbiamo giocato oggi di affrontare il Porto Mansuè. Ecco, arriva il Porto Mansuè al Tenni, le classiche partite che non dico valgono una stagione, però si preparano da sole. Certo, la partita l'abbiamo preparata, anzi la stiamo preparando, arriveremo sicuramente pronti per l'impegno casalingo che ci aspetta. Alessio, il mister, ha dato una carica in più sicuramente stasera ai giocatori finita la partita, sollecitandosi e spronandoli a migliorare tutte le potenzialità individuali che hanno, perché la squadra di fatto è forte e questo nessuno lo può dire, e speriamo e confidiamo in un risultato positivo, dai.